Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Notiamo da questo video un funnel cloud ripreso sull'altopiano di Asiago, una nube a imbuto che però non tocca il suolo, mentre forti temporali hanno agito nella giornata di lunedì sera anche sulle pedemontane venete, ma soprattutto sulla Lombardia. Nel corso di questi giorni nuovi temporali e rovesci si sono concentrati sulla Val Padana, con instabilità più marcata sulle pedemontane e sulle prealpi, mentre l'arrivo di un fronte più instabile dalla nottata di venerdì si avvicinerà dalla Francia portando forti temporali e rovesci soprattutto sulle prealpi centro-occidentali. Mentre le temperature si manterranno ancora in media col periodo, la stabilità e il caldo intenso resisterà al centro-sud Italia, ma ecco il flusso di aria fredda sfondare sul nord Italia tra venerdì e sabato portando forte maltempo soprattutto sulla Lombardia, sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e la Toscana, con forti temporali con temperature che subiranno un deciso calo termico a partire da ovest verso est. Notiamo infatti dalla grafica come poi i forti temporali scenderanno verso le regioni centrali e tirreniche e soprattutto al centro-sud entro il weekend, la giornata di domenica, portando anche qui una notevole instabilità. Dopo il caldo intenso che si è instaurato sulle regioni meridionali, avremo dei forti temporali con annesse grandinate e possibili nubifragi, con anticiclone invece sul nord Italia che resisterà e porterà un clima gradevole. Notiamo quindi le temperature che subiranno un notevole calo termico, torneremo sotto la media del periodo con valori massimi in pianura spesso tra i 18 e i 23 gradi. Successivamente l'area fredda si spingerà solo sul centro-sud Italia, mentre da domenica e soprattutto inizio settimana torneremo ad avere un clima estivo su gran parte dell'Europa centrale e clima gradevole invece altrove. Rischio di forti fenomeni notiamo soprattutto venerdì, con precipitazioni molto abbondanti, rovesci sulle prealpi, sulle alte pianure e sulla Toscana in modo particolare, precipitazioni invece sparse locali altrove. Notiamo infatti come dalla grafica l'accumulo di precipitazioni anche oltre 50 mm si andrà a concentrare soprattutto sulle zone prealpine, sulle alte pianure lombarde, sul Friuli Venezia Giulia in modo particolare, poi lungo la fascia tirrenica e poi anche sul comparto adriatico tra sabato e domenica, anche fin sulle regioni del centro-sud all'inizio settimana, dove avremo forte maltempo, mentre il caldo sarà un po' più intenso sulla Val Padana con picchi possibili oltre 28 gradi, ma per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.